Un fortino di cristallo capace di proteggere uno dei tesori più preziosi al mondo è l'ambizioso progetto che la Provveditoria di San Marco ha sottoposto in questi giorni alla Soprintendenza ai Beni Culturali e al Provveditorato delle Opere Pubbliche. Lastre di vetro fisse, alte 1,20 m, a circondare la facciata della Basilica di San Marco, un progetto milionario ma sostenibile, come conferma il procuratore Pierpaolo Campostrini. L'intervento è valutato in circa 3 milioni e mezzo di euro, che non è una cifra molto grande se si pensa a quello che il valore immenso della basilica che verrebbe preservato. Si tratta quindi di sostituire i parapetti in ferro che già esistono per tenere lontani i visitatori dalle mura esterne con lastre dal materiale innovativo sviluppate accanto alla stazione sperimentale del vetro di Murano. Con dei parapetti che siano impermeabili e che quindi impediscano all'acqua di arrivare dalla piazza verso la Basilica. E se a Venezia si studiano misure eccezionali per San Marco, a Chioggia, primo giorno di test per le 9 paratoie al nord delle Bocche di Porto, lo stesso sindaco Alessandro Ferro è ancora in attesa degli esiti dell'operazione, che sarà comunque bissata domani sulle paratoie a sud, quelle che guardano a Sottomarina, e di Mose si parlerà nel comitatone convocato in prefettura alle 12 per fare il punto sul cronoprogramma. Stiamo monitorando il sollevamento delle paratoie proprio per capire se c'è un futuro per quest'opera e speriamo appunto che possa andare tutto bene e che si possa salvare Venezia dalle future acque alte. Altre verifiche, ma sotto stress, saranno effettuate non appena il meteo sarà avverso, non solo a Chioggia, quindi si attende il mare mosso.